Buongiorno, sono sempre Giusy Bonaccina e questo è un altro dei nostri appuntamenti con il POTA. Allora, siamo nel mese di gennaio, l'anno è appena cominciato, per cui colgo questa occasione per augurare a tutti gli spettatori buon anno. Ma nel mese di gennaio c'è una data molto importante, è esattamente quella del 17 di gennaio, data nella quale si venera Sant'Antonio, o come diciamo noi in bergamasco, Sant'Antone del Porcel, perché è spesso raffigurato con un maiale accanto a sé. Di solito la sua effigie si affigge alle stalle proprio perché rappresenta la protezione verso gli animali che possono essere animali da lavoro, animali da carne o animali da latte. Il nostro Sant'Antonio Abate per la precisione, era anche venerato e considerato il protettore contro il fuoco. Tant'è vero che l'herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio è proprio una patologia per la quale si invoca questo santo perché per sua intercessione i dolori siano decisamente minori. È importante questo nostro Sant'Antone perché allora, si dice che sia anche il protettore e che ci preservi dai morsi, degli insetti e anche dai parassiti. Tanto è vero che si dice che Sant'Antone il gala barba grisa è tripeles in de camisa, ukel pia, ukel beca, ukel suona la trombetta, cioè una pulce che pizzica, una pulce o meglio un parassita che morde e una che chiama a rapporto tutti quanti gli altri parassiti in maniera che si avvicinino al santo e si allontanino dalle persone che ne sono affette.